1-2, prova, 1-2, prova. Buonasera, siete collegati con il Palasport Giovanni Paolo II di Conegliano per questa 14ª giornata del girone di andata del campionato di Serie B femminile di pallacanestro. Questa sera a Conegliano sono venute a trovarci le ragazze del basket Sarcedo, sono Fabrizio Torazza ai microfoni, c'è Lisa Grava con me in regia in attesa di Andrea Grava, il nostro regista tuttofare, e in attesa anche di Federico Cais che non è ancora arrivato qui in console. Comunque in qualche modo siamo riusciti a far partire anche questa diretta. Dicevamo ospiti delle ragazze di Coach Moretto questa sera qui a Conegliano, il basket Sarcedo. Le vicentine sono all'11° posto in classifica con 10 punti, mentre BFC è ancora fermo a 6 punti, quindi al 14° posto. Una partita molto importante per le ragazze di casa in questa lotta per la salvezza in questo primo campionato di Serie B. Però è una partita estremamente difficile in quanto le ragazze di coach Paolo Zucchi sono una squadra molto atletica, una squadra molto intensa con una panchina piuttosto lunga. Spiccano tra le altre Francesca Tagliapietra, una ragazza del 95 con esperienze nel settore giovanile della Reyer, poi addirittura 4 anni negli Stati Uniti alla Clemson University, Division 1, e poi in A2 a Vicenza. Dopodiché anche Greta Miccoli, atleta di 23 anni, con esperienza anche lei in high school negli Stati Uniti, a Los Angeles, poi A1 a Broni, A2 a Carugate, A2 anche a Roseto, anche lei atleta giovane ma già con una grande esperienza alle spalle di pallacanestro. E poi Giulia Pirozzi, un'altra ragazza molto giovane ma molto, ma molto efficace in questo campionato. Dall'altra parte le assenze ormai prolungate sia di Capitan Marchioni, purtroppo per i suoi problemi al ginocchio, ma anche di Rebecca Botter per l'infortunio alla mano. Qualche altro piccolo acciacco anche per altre giocatrici di casa, tra cui Maddalena Moretto, reduce da una distorsione alla caviglia. Un piccolo incidente nell'ultimo allenamento anche per Serena Marton e per Giorgia Zanardo. Speriamo che però abbiano recuperato nottetempo. Allora, arbitreranno la partita i signori Nicolò Chignola e Andrea Marzellotta di Villafranca, Verona, che stanno per andare appunto ad alzare la palla 2. Colombi alla palla 2, il primo possesso è per Conegliano con Zanardo, schierata subito in quintetta da coach Moretto, chiama l'attacco Giorgia Zanardo, subito pressata da Greta Miccoli. Marton con la palla, vedete subito molto aggressive in difesa le ragazze di coach Zucchi. Tramontin dai 3 punti, era completamente aperto il suo tiro, un errore per Maia, subito contropiede dall'altra parte per Sarcedo che va a segnare da sotto con Zanetti.
Serena Martone a impostare l'attacco coneglianese. Esce dai blocchi Tramontin, che serve in qualche modo Marton, che poi libera sotto canestro, rinuncia al tiro. Non rinuncia Zanardo, che va a appoggiare all'amico tabellone e a guadagnare 2 punti. Difesa 11 per coach Moretto, che allunga subito su tutta la lunghezza del campo la pressione difensiva. Intanto subito un cambio, esce Anna Dadam ed entra nella partita Alessandra Cossaro, 2008. Micoli con la palla, pressata da Zanardo, consegnato con Rostowska, e poi su una gamba sola Micoli sbaglia, contropiede per Conegliano. Marton che riapre per giocare la transizione con Tramontin. Tramontin che preferisce chiamare un gioco, passaggio un po' avventuroso per Marton, e poi è Marta Baschetto che attacca subito in controtempo Vittoria Rostowska, atleta di 21 anni, nazionalità ucraina, quasi 1,90 m. Guadagna il primo fallo Marta Maschietto con la sua rapidità in 1 contro 1 fronte a canestro. Zanardo con la palla, Pirozzi su di lei, poi un tiro da 3 di Colombi, sbagliato, ma rimbalzo offensivo preziosissimo di Serena Marton, che poi va anche a trasformare con un tiro dal cuore dell'area. Adesso da 3 punti la neoentrata Cossaro sbaglia, rimbalzo per Conegliano. Tramontin vuole giocare, su di lei Tagliapietra che si schianta sul blocco di Maschietto, che poi va di nuovo a attaccare mano sinistra, un contatto non fischiato. Colombi recupera però la palla, 8 secondi alla fine. Zanardo per Marton, per Zanardo, molto bene il gioco a 2, sbaglia Zanardo purtroppo da sotto, e subito contropiede dall'altra parte con Pirozzi che va a chiudere da sotto. 4 pari, attacco 2, doppio pick and roll alto. Maschietto con la palla ancora una volta, finta e attacca a mano sinistra, poi passaggio di uscita impreciso, ma l'ultima a toccare è una ragazza in giallo-blu. Quindi rimessa per Conegliano con 11 secondi sul cronometro dei 24. Marton, 9 secondi, Zanardo sfrutta il blocco di Maschietto, poi commette un'infrazione di doppio palleggio. Si lamenta coach Moretto, dice sì, c'era l'infrazione ma c'era anche un fallo. Attacco testa per Alessandra Cossaro, ripeto classe 2008, molto giovane anche lei. Bello il passaggio sotto canestro di Tagliapietra per Rostowska, che segna da sotto canestro. Zanardo con la palla, attacco basso, Marton sfrutta il blocco di Maschietto, che poi in qualche modo controlla e poi prova un numero con la mano sinistra, sbaglia, recupera quasi la palla, invece esce dalla contesa Giulia Pirozzi, e poi è Tagliapietra che ci fa vedere come si usa il piede perno, poi sbaglia da sotto, parte in contropiede Maschietto, ancora Maschietto con la palla, si lamenta il pubblico ospite per una presunta infrazione di campo. Marton va a attaccare, ma fallo in attacco di Colombi sul blocco. Ha fatto vedere molto male il blocco Sara Colombi, muovendosi con l'anca per andare a cercare il difensore. È stata prontamente sanzionata. (6 a 4 a 6-17 dalla fine del primo tempo, del primo quarto. 6 a 4 per Sarcedo. Le due squadre si stanno ancora studiando in questa fase, però è Gasparini che va a tagliare in due la difesa coneglianese, appoggiare da sotto con la mano sinistra. Marton con la palla,
per Tramontin, che passa la palla direttamente a Zanetti e si innesca il contropiede di Sarcedo. Poi si lotta a rimbalzo e c'è sempre Giorgia Zanardo quando c'è da lottare. Alcuni contatti, poi con l'esperienza che, come direbbe Federico Kais, Giorgia Zanardo con i suoi 17 anni di pallacanestro e di esperienza a livello senior, va a conquistare un fallo nei confronti di Marianna Zanetti. Ancora Zanardo con la palla, attacco lato sinistro, scarica per Tramontin, che poi prova ad attaccare il ferro, subisce un contatto e viene giustamente sanzionato. È il primo fallo di Tagliapietra. 3-1 la situazione falli per Sarcedo. Marton con la palla completamente libera, può tirare dall'angolo e insaccare nella retina in maniera dolcissima per l'8-6 a metà del primo quarto. Zanetti, Cossaro con la palla in mezzo all'area, poi riapre per Pirozzi che sbaglia dalla media. Zanardo con la palla, sempre molto aggressive le ragazze di Sarcedo. Adesso un gioco a due tra Zanardo e Martò, poi da sotto Marta Maschietto va a guadagnarsi un fallo. Si lamenta Zanetti, ma aveva abbassato il braccio all'ultimo momento. Saranno 2 tiri liberi per Marta Maschietto e dovrebbe essere anche il quarto fallo per le ragazze ospiti, quindi entrano in bonus per questa seconda metà del primo quarto. Maschietto in lunetta con 2 tiri liberi. Segna il primo Marta Maschietto. E esce il secondo, poi completamente libera per un momento Dadam. Adesso è buona la difesa di Colombi, ma poi non c'è tagliafuori su Zanetti, quindi che va a segnare da sotto, pressiona tutto campo, Zanardo supera la metà campo, poi si va a chiudere un po' in una situazione problematica che risolve con grande energia, e poi è Marta Maschietto che va a subire la stoppata, ma probabilmente anche il contatto da parte di Zanetti. Sarà solo rimessa da fondo campo, 14 secondi per andare al tiro. Colombi con la palla dall'angolo, è lungo il suo tiro. D'altra parte subito contropiede di Sarcedo, vedete, velocissime e precisissime anche in velocità. Pirozzi appoggia da sotto per il 12-7. Tramontin con la palla. Zanardo. Libera Maschietto che può attaccarla. Preferisce prendere il tiro dalla media, la insacca anche da lì Marta. Altri 2 punti per lei. Però è ancora molto veloce l'attacco di Sarcedo. Poi buona la difesa di Colombi comunque, che va a costringere all'errore Marianna Zanetti. Poi un fallo. Elisa Pian sul cubo del cambio per dare un cambio a Marta Maschietto. No, il fallo fischiato in realtà a Sarcedo. C'è anche, ci sono 2 tiri liberi appunto perché ha esaurito il bonus la squadra ospite. Saranno 2 tiri liberi per Colombi, che aveva lottato bene sotto canestro in questa azione. Assegno il primo per Sara Colombi. Ricordiamo nazionale
albanese. Secondo è corto, ma Maschietto ribalza in attacco. E poi Marton che va a usare il piede perno in maniera veramente, veramente esemplare. Ed appoggiare da sotto dolcemente per il 12 pari a 3 minuti e 15 alla fine del primo quarto. Dai 3 punti Miccoli sbaglia, adesso è Pian che recupera la palla, e poi è proprio lei a superare la metà campo e a servire Tramontin. Chiede di giocare libere giustamente coach Moretto, poi addirittura uno step back da parte di Marta Maschietto, un po' corto il tiro, lamentele del pubblico ospite. Bellissima bellissima conclusione di Gasparini dalla media in transizione, ancora più 2 Sarcedo. Sul cubo del cambio anche Marta Sponchiado, detta Sponchi. Troppo alto il passaggio per Maschietto da parte di Marton e poi Miccoli finta il tiro. Riapre poi per Anna Dadam che insacca dal mezzo angolo. Un time out in campo per coach Moretto e un time out anche per noi. Siamo di nuovo collegati con il Palasport Giovanni Paolo II di Conegliano per questa 14ª giornata del girone di andata del campionato di Serie B femminile. BFC Basket Femminile Conegliano contro Pallacanestro Sarcedo, 16-12 per le giocatrici ospiti a 2 minuti e 15 dalla fine del primo quarto. Adesso Marta Sponchiado a superare metà campo, pressata in maniera molto aggressiva da Gasparini. Pianco la palla dai 3 punti, completamente fuori misura il suo tentativo. Sponchiado a pressare Dadam, un fallo di Sponchiado che si accusa prontamente. Rimessa laterale gestita da Anna Dadam, atleta del 2005. Adesso è Miccoli ad attaccare il cuore dell'area coneglianese, chiusa molto bene da Maschietto. Deve riaprire. Dadam invece arriva fino sotto, sbaglia però. A rimbalzo in attacco, ovviamente fa valere i suoi centimetri e i suoi muscoli Marianna Zanetti, atleta del 2008, comunque anche lei, molto giovane. È un fallo su di lei, è il secondo fallo di Sponchiado, appena entrata. Sarà rimessa per Sarcedo. Maddalena Moretto, dicevamo, non in perfette condizioni fisiche. Va a recuperare la palla poi Pian, ma sbaglia il passaggio di apertura. Peccato. Adesso è Miccoli ad attaccare Moretto. E segna con un ottimo movimento di virata Greta Miccoli, dicevamo, con un passato anche in high school a Los Angeles, poi anche a 1 a Broni, a 2
a Carrugate e Rosetto degli Abruzzi. Maschietto con la palla, consegnato per Elisa Pian, di nuovo dei 3 punti Elisa, ancora a lungo il suo tiro, parte subito molto veloce l'attacco vicentino. Miccoli finta il tiro, poi prova ad attaccare Moretto che la chiude bene e poi questo sarà probabilmente il terzo fallo di Sponchiado che probabilmente in 1 minuto e mezzo, non di più, è già arrivata al terzo fallo, subito sul cubo del cambio. Serena Marton. Peccato, sempre molto aggressiva ovviamente Marta Sponchiada, però forse un po' fiscale il metro degli arbitri questa sera nei suoi confronti. Tagliapietra alla rimessa. Per Gasparini, ma Pian recupera il pallone, poi perfezione recupero maschietto, Giulia Tronchin con la palla. Un po' titubante l'attacco al pressing in questo momento, vuole la palla Serena Marton, si chiama un pick and roll con maschietto, poi è Maddalena Moretto che può provare ad attaccare ma perde la palla direttamente dal palleggio. Poi è Tagliapietra con un numero e Pian a metterci una pezza a sporcare il suo tentativo di tiro. Sarà solo una rimessa da fondo. Sul cubo del cambio di nuovo Vittoria Rostowska, esce Marianna Zanetti. Completamente libera nell'angolo, Massa Grande sbaglia, poi recupera la palla Mauretto che va anche in contropiede per Marton che può forse attaccare, subire un contatto non fischiato ed è Sarcedo che può riattaccare in contropiede a 7 secondi dalla fine, probabilmente l'ultimo tiro per Sarcedo. Miccoli con la palla che ubriaca Moretto e poi va a sbagliare da sotto. Un po' di sfortuna per lei. Prima frazione si conclude sul punteggio di 18-12 per Sarcedo. Facciamo girare i nostri sponsor, ma prima di far girare i nostri sponsor ricordiamo di votare la miglior giocatrice per il Buzz Wine Contest. Ricordiamo che alla fine della partita la miglior giocatrice votata da voi telespettatori verrà premiata con una bottiglia di Magnum di Prosecco di OCG dell'azienda Buzz Wine.
E siete di nuovo collegati con il Pala BFC di Conegliano per questa 14ª giornata di andata del campionato di Serie B femminile di pallacanestro. Sarcedo, Basket Sarcedo questa sera qui a Conegliano sta conducendo per 18-12 al termine della prima frazione o all'inizio della seconda. Rimessa proprio per Sarcedo con tagliapietra marcata da Pian. È entrata nella partita anche Giulia Vettori per Conegliano. Difesa subito aggressiva su Kossaro. Poi però è Roscoska a sfruttare bene il suo corpo e andare a segnare da sotto per il 20-12. Marton con la palla. Per Vettori. Per Maschietto. Può attaccare ancora con la mano sinistra Maschietto. Può andare a guadagnarsi un altro fallo. Questa volta è Rostowska, scusate la pronuncia, Rostowska che commette il secondo fallo su Maschietto che avrà 2 tiri liberi. È leggermente lungo ma entra nel canestro il primo tiro libero di Marta Maschietto. Molto più preciso il secondo, sono 5 i suoi punti e 5 anche la difesa di Conegliano. Gioca molto bene, penetra e scarica la squadra di coach Zucchi. Si lotta a rimbalzo, esce Giulia Vettori che poi può anche gestire la transizione. Serve o prova a servire perlomeno Giulia Tronchin sotto canestro. Passaggio che poteva dare la possibilità a Giulia di segnare libera da sotto. Sarà solo rimessa per Conegliano. Intanto rientrano nella partita Pirozzi e Zanetti. Marton con la palla per Maschietto. Uscita di Pian, poi Giulia Tronchin per Maschietto che finta il tiro. Scarica per Vettori, 6 secondi alla fine. Vettori sotto canestro, perde la palla, poi contatto su Marton. L'arbitro dice che è tutto a posto. È vero che stava scadendo il tempo, ma fino a quando non suona la sirena si sta giocando e bisogna fischiare comunque tutti i contatti che ci sono in campo. Ottimo recupero della palla di Tronchin, poi rischia di perdere il pallone Giulia sull'apertura a Elisa Pian. Elisa poi rischia qualcosa che fa comunque imbufalire il pubblico, il numeroso pubblico di Sarcedo. Salutiamo anche eventuali tifosi ospiti che fossero collegati alla nostra diretta. Marton con la palla, Vettori, marcata in maniera assolutamente aggressiva da Kossaro. Giulia Vettori appunto deve ritrovare un po' il ritmo della partita dopo quasi 2 anni di assenza dei campi per infortunio. Dai 3 punti sbaglia Pirozzi, poi si lotta al rimbalzo. È un fallo per... è il secondo fallo per la numero 23, Marianna Zanetti, che ha spinto in maniera evidente sull'azione a rimbalzo. Poi rischiamo di perdere la rimessa contro pressing vicentino. Ancora Elisa Pian alla rimessa per Marton. Gioca da playmaker in questa situazione, pressata da Kossaro. Palla per Giulia Vettori che va ad attaccare forte il fondo, poi riapre per Marton. Maschietto. Marton da 3 punti. È corto il suo tiro, si lotta a rimbalzo. Addirittura Vettori va a lottare a rimbalzo. Maschietto, recupero un possesso in maniera davvero rocambolesca, poi perde la palla purtroppo. Quindi sarà rimessa per Sarcedo. Avevano lottato bene a rimbalzo Maschietto e Vettori, però poi Maschietto non è riuscita a riaprire il pallone dopo essere scivolata a terra.
Zanetti con la palla, marcata da Pian. Adesso è Tagliapietra che va a riaprire per Zanetti, che poi non riesce a servire Pirozzi sul lato opposto, anche grazie ad una difesa che sta creando probabilmente qualche problema all'attacco vicentino. Entra nella partita Anna Garzotto, diciamo che ha una batteria di lunghe assolutamente invidiabile, coach Paolo Zucchi. Vettori con la palla, serve Maschietto in qualche modo e poi Maschietto va a subire fallo. Giulia Vettori aveva fatto passare un pallone veramente in spazi ristrettissimi, l'ha recapitato nelle mani di Marta Maschietto, che poi ha saputo guadagnarsi un fallo. E quindi una rimessa da fondo per Conegliano. Esce dalla partita Giulia Tronchin, rientra Sara Colombi. Maschietto con la palla, rinuncia al tiro, poi serve Marton, che viene attaccata in maniera più o meno legale. Dall'altra parte sarà Cossaro a segnare, tenendo bene il contatto, per il 22-14 per Sarcedo. Bella riapertura di Marton per Vettori, e bella anche la conclusione di Giulia Vettori, che va a insaccare da 3 punti in un momento davvero delicato della partita. Completamente libera in mezzo all'area, però Alessandra Cossaro va a segnare un tiro non facilissimo, peraltro, perché dai 3 metri, 3 metri e mezzo. Doppio pick and roll alto, sfrutta i 2 blocchi Vettori, poi Colombi, Marton. 9 secondi alla fine dell'azione, pick and roll con Maschietto per Colombi dall'angolo, che sbaglia di poco, poi sporca il rimbalzo, Vettori recupera Colombi, che segna sul proprio errore, mantenendo a galla Conegliano in questa seconda frazione di gioco sul 24-19 a metà circa. Adesso è Sarcedo a regalare letteralmente questo pallone alle bianconere di coach Moretto, ed è un time out per coach Paolo Zucchi. È un time out anche per noi, non prima di avervi ricordato di votare appunto per l'MVB, per la miglior giocatrice della partita, che verrà premiata alla fine dell'incontro con una bottiglia di Magnum Prosecco DOCG dell'azienda Buzz Wine. La BFC di Conegliano per questo incontro di basket femminile valevole per la 14ª giornata di andata, campionato di Serie B appunto. Sarcedo 24, basket femminile Conegliano 19, scusate, sul tiro sbagliato di Elisa Pian. Ancora ribalzo in attacco per Colombi, poi Pian attacca la linea di fondo, un po' di ball handling per lei, stoppata però da Giulia Pirozzi. 4 secondi alla fine dell'azione. Tre secondi, 2, tira una preghiera Maschietto, poi rimbalzo in attacco per Vettori, addirittura in mezzo all'area, che però sbaglia il tiro da sotto purtroppo, poi va a commettere anche un fallo.
Buona comunque la sua azione. Dadam con la palla contro la zona coneglianese. Anzi, scusate, è una difesa a uomo adattata, però appunto dai 3 punti abbastanza libera Pirozzi, sbaglia fortunatamente. Colombi sfrutta il blocco di Maschietto, serve Maschietto che poi va a fare veramente un numero da sotto, ballerina della Scala, va a appoggiare veramente con un'agilità e con un'eleganza notevolissima. Sbaglia il tiro Sarcedo, ma guadagna un altro possesso con rimbalzi in attacco. 4:25 alla fine del secondo quarto, 24-21. Perdono la palla le ragazze di coach Paolo Zucchi, che si può infuriare. Sul cubo del cambio Rozzosca, rientra nella partita anche Francesca Tagliapietra. Rimessa però per Elisa Pian in attacco. E sul cubo del cambio ancora Giulia Tronchin. Bianco la palla. Prova a rubargliela Tagliapietra. 5 secondi alla fine. Marton va a attaccare l'area. Subisce un contatto da dietro di Cossaro e si guadagna 2 tiri liberi di pura caparbietà. Esce dalla partita Marta Maschietto, per ora ovviamente, a prendere un po' di fiato. Buonissima le sue 2 prime frazioni di gioco. 7 punti, ma tanta intensità. Segna il primo Serena. 7 punti anche per lei. È corto il secondo, si lotta a rimbalzo, ma è Tagliapietra a uscire con la palla, poi contropiede subito. Sotto canestro Dadam riapre il gioco per Tagliapietra e poi passaggio veramente millimetrico per Rostocka che segna da sotto. Marton ad attaccare la pressione difensiva di Cossaro. È il 2008 che vedete cerca di forzare, poi un errore nel passaggio. L'ultima a toccare però è Gasparini. Sarà ancora possesso per Conegliano a 13 secondi dalla fine dell'azione. Rimessa Giulio Vettori per Marton. Vettori ancora. Giocherà per Marton, spalle a canestro. 5 secondi, prende spazio Marton, poi insacca freddissima dalla media per il 26-24. Conegliano è ancora lì, è ancora aggrappata la partita. È troppo facile forse servire Rostocka in questo modo, non ci sono aiuti dal lato debole. Poi va anche a fare fallo. Sara K si lamenta con la compagna appunto perché non è arrivato l'aiuto dall'altra parte, lei era in difesa completamente davanti. Ed è il terzo fallo tra l'altro per Sara K. Sarà un tiro libero supplementare per Vittoria Rostocka. Il tavolo dà l'ok. Andrea Dal Possa al tavolo a gestire i 24 secondi. Insacca anche il tiro libero supplementare Vittoria Rostocka. Rientrano nella partita Tramontin e Maschietto per Colombi, gravata di 3 falli e Pian. Partita di grande energia per entrambi. Sul cubo del cambio anche Giorgia Zanardo. 29-24, 3:15 dalla fine del secondo quarto. Tronchin con la palla, pressata. Serena Marton prova ad attaccare, poi Maschietto in mezzo all'area. Serve proprio Marton che subisce un contatto non fischiato. 29-24, 2:54 alla fine. Zanardo sul cubo del cambio e Tramontin che va a fare fallo su
tagliapietra, l'arbitro Chignola dice no, non vale, il fallo era prima del tiro. È un'interpretazione sicuramente difficile perché era veramente al limite e che va a premiare la difesa coneglianese in qualche modo. Ci potevano stare forse anche i 2 tiri liberi, vista da qui. Invece sarà solo una rimessa per Tagliapietra. Poi una palla persa, Marton può forse attaccare in campo aperto, si complica un po' la vita. Serve spalle a canestro Giulia Tronchin che riserve Marton che sbaglia da sotto. Peccato, abbiamo giocato molto bene questo dai e vai. Le due compagne di squadra da sempre praticamente. Triplicata addirittura Rostowska, poi un fallo su di lei. Fallo abbastanza deciso di Maschietto. No, è il primo fallo di Marton. Rimessa per Sarcedo. Massagrande con la palla. Proveranno a giocare a due Tagliapietra e Rostowska, infatti. C'è un cambio difensivo, poi Tagliapietra sbaglia dalla media, ma a rimbalzo si lotta, l'ultima a toccare è Anna Dada, ma anche qua tanti contatti. Tanti contatti concessi. Serena Marton a sfruttare il blocco di Tronchin, poi cerca di servire Maschietto che non riesce a recuperare, cioè riesce a recuperare la palla ma a servire la ragazza di Sarcedo che poi da 3 punti, appunto Massagrande sbaglia. Maschietto con la palla, attaccare in palleggio per Zanardo, va attaccare l'area, serve Tronchin che riapre bene per una serie di passaggi che poi portano Maschietto ad attaccare ed arrivare fin sotto il ferro. Ancora un errore, purtroppo abbiamo sbagliato qualcosa di troppo in queste situazioni da sotto, anche se ripetiamo il metro arbitrale concede parecchi contatti. C'è ancora un tiro sbagliato, è un tagliafuori monumentale di Tramontin, dobbiamo dirlo. E poi è Maschietto a sbagliare dalla media. Rimbalzo in attacco fondamentale per Zanardo. Tramontin, 7 secondi. Tronchin che poi chiude il palleggio, prova a tirare ma era completamente marcata. Prova ad andare a chiudere Tramontin ma molto più lesta Gasparini a insaccare da sotto per il 31-24 a 37 secondi dalla fine della seconda frazione. Marton con la palla per Maschietto che può attaccare Rostowska e invece si inventa un passaggio imprendibile per Zanardo. Peccato perché Marta Maschietto ha un vantaggio sicuramente a livello di rapidità di piedi e di 1 contro 1 dalla lunetta nei confronti di Vittoria Rostowska e avrebbe potuto sfruttarlo in quella situazione. Quindi time out per coach Moretto a 24 secondi dalla fine del secondo quarto sul 31-24 per Sarcedo, un time out anche per noi.
E siamo collegati sempre dal Pala BFC di Conegliano per questi ultimi 24 secondi e 7 decimi dalla fine del secondo quarto. 31-24 per Salcedo, che avrà anche il possesso della palla e potrà probabilmente giocare fino alla fine e chiudere con l'ultimo tiro di questa seconda frazione. E infatti abbiamo Greta Miccoli che gestisce un po' il tempo, va a giocare un consegnato, a cambiare lato la palla. Adesso mancano 8 secondi alla fine della frazione, scusate. E da 3 punti, no, da 2, scusate, ha sbagliato Gasparini e poi si conclude quindi il tempo sul 31-24 all'intervallo lungo. Intanto in console vi do una notizia fondamentale: è arrivato anche il nostro Andrea Grava, che però non si è fatto per nulla rimpiangere dalla sorella Lisa Grava nella gestione di questa diretta. Chiede se vogliamo ce ne andiamo, se vogliamo se ne va, fa anche il prezioso. E quindi dicevamo 31-24 a fine del secondo quarto. Vi ricordiamo di votare per l'MVB, la miglior giocatrice della partita, che verrà premiata alla fine dell'incontro con una bottiglia di Magnum DOCG dell'azienda Bazzo Wine, sponsor dell'iniziativa. Quindi qualche minuto di pausa per noi, ci rivediamo all'inizio del secondo quarto.
E siamo di nuovo collegati con il Pala BFC di Conegliano per questo secondo tempo di basket femminile Conegliano contro Pallacanestro Sarcedo. Sono Fabrizio Torazza al microfono. Con me, incredibilmente, un grande ritorno, Andrea Grava, che dalla console, dalla regia, dove è stato prontamente sostituito dalla sorella Lisa, si è spostato ai microfoni, anche perché il nostro amico Federico Kais, fortunatamente per lui, è in vacanza in Spagna in questo momento e quindi non ci potrà raggiungere almeno per questa sera. E intanto è ricominciata la partita, Andrea, sul Sì. 31-24 per Sarcedo. Allora Fabrizio, siccome io sono appena arrivato perché ero a Belluno ad arbitrare, raccontami un po' come sono stati i primi due quarti. I primi due quarti sono stati giocati in maniera abbastanza aggressiva da parte di entrambe le formazioni. Sarcedo in realtà ha sempre tenuto questo piccolo vantaggio di 6-8 punti, mettendo un po' in difficoltà l'attacco coneglianese con una pressione a tutto campo, con una difesa abbastanza aggressiva. E Conegliano ha cercato di sfruttare la verve offensiva di Marta Maschietto, che in questo caso però è costretta a tirare allo scadere del tempo, e ovviamente la solita grandissima intensità di Serena Marton. D'altra parte, dicevamo, giocatrici molto interessanti, da Tagliapietra a Miccoli, la stessa Rostowska si sta creando grossi problemi, e anche Mariana Zanetti, pur gravata di falli, che proprio in questo momento va a riaprire il gioco per Miccoli, che finta il tiro da 3, poi attacca l'area molto bene e va a segnare il canestro del +9 per Sarcedo. Tramontin con la palla, sfrutta il blocco, poi può attaccare di fisico, va a tirare da sotto ma sbaglia perché altrettanto fisicata Giulia Pirozzi, e poi un tiro da 3 punti che poteva davvero uccidere la partita. Tagliapietra sfortunata, il suo tiro gira sul ferro ed è Moretto, spalle a canestro, Moretto Maddalena, che va a sbagliare da sotto, poi prova a lottare Colombi, ma il possesso è per Miccoli, che va a scaricare per Pirozzi, poi Zanetti da sotto per il 35-24. Pessimo inizio di terzo quarto per Conegliano, ottimo inizio per Sarcedo. Moretto con la palla per Colombi, Marton, 9 secondi dalla fine, il gioco abbastanza statico in questo momento, blocco di Maschietto per Marton. Marton in qualche modo prende il contatto, poi tira cadendo indietro. Molto brava Serena anche in questo frangente. Difesa zona per Conegliano, nel cuore dell'area Pirozzi, poi riapre Miccoli, taglia pietra, finta da 3, poi si arresta nel cuore dell'area, bellissimo il suo tiro, però poi non lavoriamo altrettanto bene noi a rimbalzo difensivo. Girano molto bene la palla le ragazze di Coach Zucchi, sfortunate ancora il tiro. Sarà ancora per Conegliano la possibilità di ridurre un po' questo svantaggio di 9 punti. Attenzione all'intervento difensivo di Tagliapietra, e poi ci mette davvero una pezza Serena Marton, che però ha preso un colpo durissimo per subire sfondamento. Serena ci ha messo il corpo, ha subito un colpo al costato. Non si rialza Serena, purtroppo. Tu hai visto forse meglio di me l'azione, Andrea? No, il fallo in attacco ci stava molto. Serena comunque ha una buona esperienza e ha sicuramente cercato il fallo. Beh sì, sappiamo che E è uno adesso dei suoi punti di forza, la capacità di guadagnarsi degli sfondamenti. Fortunatamente adesso Serena si rialza. sì, fortunatamente si è rialzato, se no saremmo stati costretti al cambio. Quindi a perdere sicuramente almeno un'azione senza di lei.
Però non sembra a posto fisicamente, si tiene la schiena, il collo, ha preso un contatto davvero duro. La rimessa sarà per Conegliano con Maddalena Moretto, pressione a tutto campo ancora di Sarcedo, taglia pietra, va a negare la ricezione a Marton, adesso è Moretto con la palla che va a perdere quasi il pallone, recupera Colombi, Maschietto, vedete adesso si è alzata davvero l'intensità difensiva per Sarcedo e noi facciamo una fatica, anche se riusciamo magari ad arrivare sotto canestro, continuiamo a fare fatica a segnare, ma perché abbiamo comunque sempre il corpo addosso ai nostri avversari. Adesso è Tramontin a spendere un fallo per fermare Tagliapietra, che è molto pericolosa nel tiro da tre, e quindi poi dobbiamo uscire forte in situazioni di close out e esporci alle sue penetrazioni nel cuore dell'area, come in questo caso. Adesso va a servire Zanetti. Abbiamo lavorato molto male su quel blocco in mezzo all'area, sulla rimessa. 37-26, meno 11. Tramontin con la palla per Maschietto. Serve Moretto, che però non controlla bene il pallone. 9 secondi, Moretto può andare a chiudere mano a sinistra, sbaglia in maniera abbastanza banale da sotto canestro perché si era liberata bene. Sul culo del cambio Lisa Pian. Tramontina ancora una volta, Miccoli va a attaccare dopo aver fintato il tiro, è sfortunata. Colombi con la palla, Marton sfrutta ancora il blocco di Maschietto, poi va a scivolare e tocca la linea di fondo. Era scivolata Serena, sempre un po' fuori equilibrio nelle sue penetrazioni, si è fatta anche male, forse ha preso un colpo, probabilmente ha bisogno di un cambio, infatti sarà Cazziola. Intanto abbiamo detto un meno 11 di Conegliano, però abbiamo visto anche dalle partite precedenti che non è un vantaggio così importante. Abbiamo visto che le ragazze sono riuscite a colmare. E chiamiamola, altri... dai Andrea. Già che è un momento delicato, proviamo a chiamarcela. Io ho fiducia. No, dai, sto scherzando, siamo tutti fiduciosi e giustamente sappiamo le capacità di recupero delle nostre ragazze. Adesso Miccoli attaccare la linea di fondo, bella la rotazione difensiva di Colombi e poi il recupero perfezionato da Pian, che poi con un passaggio di apertura dietro la schiena va a confezionare una cosa veramente da codice penale. Poi Colombi controlla in qualche modo, riapre per Cazziola, sporca il passaggio Miccoli, rimessa per Conegliano. Diciamo che forse stiamo giocando con un po' di sufficienza in questo momento e il 37-26 non è proprio un punteggio sul quale giocare con sufficienza. Pianco la palla. Blocco di Colombi per Pian. Colombi non riesce poi, dopo aver rollato a canestro, a controllare il passaggio di Elisa Pian sul cubo del cambio. Giulia Tronchin per Colombi. Cambio anche per coach Zucchi. Esce Massagrande, anzi entra Massagrande, esce Francesca Tagliapietra per qualche minuto di recupero. Sul cubo del cambio anche Marta Sponchiado per coach Moretto. Intanto vorrei scusarmi con i nostri spettatori, però purtroppo non riusciamo a mostrare il punteggio a causa di un problema con le grafiche. Quindi cercheremo di tenervi aggiornati. Per adesso il punteggio è 37-26 per Sarcedo, a 5 minuti alla fine del terzo quarto. Un altro passaggio funambolico di Elisa Pian, però nel vuoto. E poi dall'altra parte a usare piede perno Cossaro, legge bene la situazione Marta Maschietto, poi riapre proprio per Pian, attacco corna, dice Tramontin, sfrutta il blocco di Giulia Tronchin, poi va a sbagliare da sotto l'ennesimo terzo tempo in traffico che non concretizziamo,
che pesa molto sugli 11 punti di svantaggio, d'altra parte completamente libera dai 3 punti. Micoli grazia. Cossaro con la palla per Micoli che è finta il tiro, marcata bene da Pian. L'arbitro adesso vede un fallo e addirittura 2 tiri liberi. Era in atto di tiro. Ma non ha scaricato la palla? Non lo so. Può essere Forse sì. scaricato la palla? Mi sembrava che avesse scaricato poi alla fine. Comunque esce Tramontin No, non ha scaricato la palla, abbiamo visto al VAR. scuotendo la testa vistosamente e rientra nella partita Marta Sponchiado. Questi sono... Ok, sto zitto. Segna il primo Alessandra Cossaro, scusate, Greta Micoli. Dicevamo, grande esperienza per lei e si vede. Grandi, sì, nonostante i 23 anni, comunque parecchia Serie A, 2 anni anche negli Stati Uniti alla scuola superiore. 39-26, meno 13 per Conegliano, a 3,51 dalla fine del secondo quarto. Sponchiato con la palla a sfruttare un blocco monumentale di Tramontin, poi subisce un contatto abbastanza ingenuo di Mariana Zanetti, nel senso che poi sarà il suo terzo fallo anche. Infatti deve essere immediatamente cambiata con Vittoria Rostowska. Sponchiado, 8 secondi alla fine, Maschietto con la palla, sbaglia ancora e contropiede dall'altra parte di Sarcedo. Diciamo che non possiamo sicuramente permetterci di sbagliare tutti questi tiri da sotto. Adesso è Tagliapietra dai 3 punti, anzi Massa Grande, che va a mettere il canestro del più 16 e a spaccare in due un po' questa partita. 3-0-7 dalla fine del secondo quarto, adesso si fa davvero difficile. Sponchiado va a perdere la palla, la recupera Tronchin, poteva attaccare forse Maschietto, chiede di giocare pick and roll Pian da 3 punti. Cazziola, molto corso il suo tiro, forse toccato dal difensore. Tagliapietra, per Cossaro, sbagliato il suo tiro, però a rimbalzo lavora forte proprio Tagliapietra su Cazziola. Ancora un errore da sotto canestro, ma ancora un rimbalzo in attacco di Rostowska. Poi ha messo le mani sulla palla Maschietto, ma in modo falloso, prendendo anche il braccio della Allora, non lunga. so se... No, il fallo era della Giulia... Come si chiama? Che Sì, non hai mi- ragione, Sì, era Tronchin. della Giulia Tronchini il fallo. Perché giustamente Maschietto è andato sulla palla, ma Tronchin da dietro deve aver causato un altro contatto. Quindi, secondo me il fallo ci stava. Il fallo probabilmente ci stava anche secondo me, forse anche di Maschietto. Segna il secondo tiro libero per il più 17, poi ancora un passaggio sporcato dalla difesa di Sarcedo. Sarà rimessa per Conegliano con Elisa Pian. 2-21 alla fine, 43-26. Se vogliamo reagire dobbiamo farlo immediatamente. Ancora Maschietto dalla media, sfortunatissima, lotta a rimbalzo molto forte, Sponchiado, si guadagna un fallo. Sarà rimessa da fondo ovviamente perché stava prendendo la palla, non stava tirando. Però il terzo fallo di Rostowska. Esce Tagliapietra, rientra nella partita Gasparini. Sponchiado con la palla, tutto il blocco di Maschietto, serve veramente un cioccolatino per Maschietto, poi stoppata sotto canestro da Rostowska. Poi in difficoltà in questa frazione Marta Maschietto.
Due quarti veramente ad altissimo livello, ma sempre molto presente in difesa e rimbalza comunque Marta. Bianco la palla per Sponchiado, per Maschietto, che serve un passaggio veramente favoloso sulla linea di fondo per Tronchin. Poi Elisa Pian va a prendere il proprio rimbalzo e a segnare da sotto in qualche modo per il 43-28 a 1-21 dalla fine del terzo quarto qui a Conegliano. Dobbiamo cercare probabilmente di alzare un po' la nostra difesa. Se possono muovere la palla in questo modo diventa un po' complicato, anche se la difesa di Maschietto è veramente efficace. Buono il passaggio di Sponchiado, non altrettanto buona la conclusione di Tronchin. E adesso purtroppo Marta Maschietto è costretta a spendere un altro fallo su Vittoria Rostowska, che ha attaccato bene sul lato sinistro. Tanto 43-28 per Sarcedo, è il quarto fallo di Conegliano a 51 secondi dalla fine. Quindi Conegliano entra anche in bonus, Sì. che se per gli ultimi 50 secondi di questo quarto, di questa terza frazione. E quindi Garzotto entrerà dopo i tiri liberi, a quanto pare. Sbaglia il primo tiro libero, Vittoria Rostowska. Segna il secondo, scusate. E quindi esce Rostowska ed entra Garzotto. Spero di aver detto il cognome giusto, anche se probabilmente non l'ho detto giusto. No, Garzotto è giusto. No. Vettori con la palla, contropressing per Sponchiado, che può attaccare l'area, prova a scaricare, subisce fallo. Non saranno tiri liberi perché non ha ancora esaurito il bonus. Ma è una buona possibilità per o fare 2 punti o cercare sicuramente un altro fallo che ci porterà poi in lunetta. Adesso sì, adesso ha esaurito il bonus anche Sarcedo. Sponchiado riceve dall'angolo, è lungo il suo tiro, si lotta a rimbalzo, ma neanche più di tanto. Contropiede di Sarcedo, che adesso sta sviluppando bene le proprie azioni in velocità, però molto, molto furba anche Giulia Vettore a guadagnarsi questo fallo. E quindi due tiri liberi. Sì, questa azione mostra che anche se mancano 32 secondi, il bonus si può ancora sfruttare Hai ragione per Andrea. fare ancora punti e ridurre il vantaggio. Quindi è un'opportunità molto buona. Purtroppo corto il primo tiro libero per Giulia. Sbaglia anche il secondo. Quindi 44-28 a 30 secondi dalla fine del terzo quarto. Lavorano bene sui blocchi le attaccanti vicentine. Poi Miccoli in mezzo all'area, usa bene il piede perno contro Sponchiado, segna da sotto per il 44-28. 6 secondi alla fine, Sponchiado vuole attaccare lei, va a forzare una conclusione, sbaglia e quindi scusate 46-28, 18 punti di scarto e soli 10 minuti da giocare. Vi ricordiamo ancora una volta di votare per la miglior giocatrice della partita, che verrà premiata con una bottiglia di Magnum dell'azienda Buzz Wine. E intanto per questi minuti di pausa facciamo girare anche i nostri sponsor, che ringraziamo come sempre per darci la possibilità di svolgere tutta la nostra attività.
Bentrovati per il quarto quarto di questa partita, Sarcedo contro BFC, 46-28 per Sarcedo. Palla a Cosaro che rimette in campo. Inizia così quindi l'ultimo quarto di gioco con l'azione di Sarcedo. Costa tocca la linea di fondo, poi è Miccoli da sotto, ma sbaglia. Poi Marta Maschietto esce da una selva di braccia con la palla. Ancora aggressive anche sul più 18 le ragazze di Sarcedo. Un fallo che francamente non ho saputo interpretare. Io non stavo guardando, quindi Fallo di Gasparini, rimessa per Sponchiado che va a attaccare ancora, subisce un contatto, ci mette la spalla, lo evidenzia molto bene. Saranno 2 tiri liberi per lei. 30 secondi passati, già 2 falli per Sarcedo. Marta Sponchiado non ne vuole sapere, anche lei sotto di 18 continua comunque a giocare, a macinare gioco, a provarci, e questo le fa sicuramente onore, e gli dei del basket la premiano anche con un canestro un po' fortunoso. Segna il secondo in maniera molto più diciamo disinvolta e limpida. Conegliano si porta a meno 16. Adesso di nuovo sul parquet anche Giulia Vettori, Cazziola che va a marcare Miccoli, e quasi una palla recuperata, invece mantengono il possesso le vicentine. Lo recupera ancora una volta Marta Maschietto, poi perde la palla dal palleggio Giulia Vettori, che si è fermata facendo tremare un po' tutto il palla BFC, invece poi prontamente si è rialzata, va anche a recuperare la palla per Colombi, per Cazziola che dice vabbè giochiamo, mettiamo un po' di ordine. Maschietto serve in backdoor, ha servito in backdoor Sara Colombi che era completamente libera ma ha preferito riaprire in angolo. Peccato perché probabilmente era un canestro molto facile, forse non si è accorta di essere libera lì sotto canestro. Una palla recuperata molto bene da Giulia Vettori e Forse con poi un fallo, però perfezionata da Colombi. È in ritmo ma imprecisa Cazziola, e poi ancora una volta di pura voglia, di pura energia Sponchiado. Ben 3 ragazze sul cubo del cambio per coach Zucchi. Tagliapietra rientra nella partita assieme ad Adam e assieme a Zanetti. Diciamo che la panchina per coach Zucchi è abbastanza lunga, abbastanza ben assortita, quindi anche sui cambi non si abbassa l'intensità difensiva. Ancora possesso per Conegliano. Vettori con la palla dai 3 punti. Sbaglia. Buon tiro. Si lotta a rimbalzo comunque. O meglio, lotta a rimbalzo Marta Spocchiado. Ricordiamo al suo primo ingresso in campo è stata sanzionata con 3 falli nel giro di minuto e mezzo probabilmente. Adesso è Maschietto su Miccoli addirittura. Taglia pietra, bravissima. Prendere vantaggio, tirare, però sbaglia il tiro. Maschietto e tanti contatti ancora. Sponchiado per Vettori, per Colombi, che poi non riesce a trattenere il pallone. Time out per coach Zucchi e time out anche per noi, non prima di aver ricordato di votare per l'MVB e aver ricordato i nostri sponsor che ci danno la possibilità di svolgere tutta la nostra attività a partire dal nostro settore giovanile alla prima squadra.
Torniamo qui in diretta al Pala BFC dopo un time out chiamato da coach Zucchi. Sarà rimessa per Sarcedo. Sarcedo, sì, sì. Mi aspettavo una Sarcedo sopra rimessa. di 16 punti, appunto a 7,39 dalla fine della partita. Rientra nella partita Marton, che ha subito un colpo molto duro. No, Difesa aggressiva sempre di Sponchiado, che quasi recupera la palla, poi invece ancora un tiro sbagliato per Dadam, poi buon tagliafuori per Maschietto. e Esce Sara quindi Colombi. esce Colombi appunto per Marton e abbiamo Giorgia Zanardo sul cambio Esce anche per Sponchiado. Sponchiado, sì. Partenza al limite per Zanardo. Consegnato per Marton, che poi sfrutta il blocco di Maschietto. Ancora un blocco di Maschietto, che poi riapre per Cazziola, che rinuncia al tiro. 5 secondi alla fine. Poi è Giulia Vettori che non si capisce con Zanardo. La palla finisce tra la tifoseria ospite, purtroppo. Quindi rimessa per Sarcedo. 7 minuti e 01, 46-30. Adesso giocano anche un po' con il tempo le nostre avversarie, hanno ridotto un po' il ritmo, ovviamente. Zanetti va a calpestare la linea di fondo e quindi perdiamo il possesso della palla. Esce Cazziola, rientra Sponchiado nella partita. Pirozzi riapre per Tagliapietra, 8 secondi alla fine, blocco di Zanetti, adesso addirittura Maschietto su Tagliapietra ed è Pirozzi che insacca dai 3 punti sulla Sirena per il 49-30. Severissimo il punteggio a questo punto. Maschietto prova dalla media, è corto. Maschietto si è spenta nella seconda parte della gara dopo aver tranquillamente dominato la prima parte della partita. Tanto entra Torazza per Vettori. Mancano 6 minuti alla fine, 19 punti di svantaggio. Pirozzi sfrutta il blocco di Zanetti, che poi riceve ma sbaglia da sotto. Sponchiado con la palla va a guadagnarsi un altro fallo e altri 2 tiri liberi. Sponchiado ha deciso che la partita, o perlomeno la sua partita, finisce al 40esimo e ripeto, questo non le può che fare onore. E intanto Miccoli e Cosar sul cambio, che entrano per Ferretto e Dadam. Segna il primo Marta Sponchiado. Segna anche il secondo. 4 su 4 per lei, se non sbaglio, ai tiri liberi stasera. Comunque sempre molto precisa Marta. Taglia pietra, a battere il pressing, però in qualche modo a sporcare il passaggio sotto canestro, la difesa coneglianese. Adesso ancora taglia pietra, un palleggio contro Torazza, che va a chiudere in qualche modo, però il possesso ancora per Sarcedo, che va a chiudere da sotto, a sbagliare, e però si guadagnano anche il rimbalzo offensivo le ragazze di coach Zucchi, quindi un'altra azione
è ancora un imbalzo, poi non si accorge Zanardo che la palla era dietro la sua schiena. Micoli con la palla, attaccare Sponchiado, una virata e poi va a insaccare in allontanamento. Purtroppo non abbiamo lavorato bene il tagliafuori dopo aver difeso comunque discretamente queste due azioni, ma probabilmente non ci crediamo più purtroppo. Si chiama un blocco Marton, poi Maschietto per Torazza, per Sponchiado che tira una preghiera, recupera il palleggio comunque Zanardo per Sponchiado dai 3 punti. Sbaglia Sponchiado, rimbalzo di Torazza, poi Maschietto, fallo su di lei da parte di Tagliapietra che si lamenta, dice ho messo le mani sulla palla, possesso comunque per Conegliano. Il quarto fallo, si esaurisce adesso il bonus, time out per coach Zucchi e time out anche per noi qui al Pala BFC. Eccoci qua, dopo il time out chiamato da coach Moretto, 4 minuti al termine della gara, o del quarto quarto, se vogliamo essere propositivi. E Sarcedo recupera un altro pallone in difesa, dall'altra parte Tagliapietra ad andare a infierire. Tanto attaccando l'area come e tagliandola come una lama calda dentro il burro, direbbe Federico Cais, che salutiamo ancora una volta. Adesso è Torazza che serve Maschietto per Sponchiado, che va a mettersi in un problema. Poi Maschietto che riapre per Marton, mancano 5 secondi. Marton da sotto continua a combattere e poi è Torazza a insaccare su rimbalzi in attacco e recuperare un pallone un po' dalla spazzatura, ma poi non stiamo abbastanza veloci a recuperare la transizione in attacco di Sarcedo. In qualche modo ci mettiamo una pezza. Sarcedo intanto è a 53 punti, mentre Conegliano a 34, quindi una differenza di 19 punti. Però abbiamo Sarcedo che è in bonus, che potrebbe essere un po' che come dicevamo vantaggio. prima potrebbe essere la chiave della partita. Invece un ottimo gioco a due tra Zanardo e Maschietto e sbagliamo ancora un tiro da sotto. Comunque però il bonus può aiutare fin là, perché senza fare canestro non si può fare molto. Zanardo si fa perdonare andando a rubare letteralmente un pallone dalle mani di Cossaro e a segnare da sotto. Ci ha sentito e quindi poi il quarto fallo di Sponchiado. Tre giocatrici sul cubo del cambio per coach Zucchi. Dadam, poi abbiamo Simeon che forse fa il primo ingresso credo in questa partita, anzi sicuramente.
cubo del cambio anche Maddalena Moretto per Zanardo. Intanto problemi al tavolo. Invece no. Ancora pressing a tutto campo comunque per Conegliano. Sponchiado su Miccoli. Simeon con la palla. Lei molto lunga, questa ragazza. Pirozzi, infrazione di passi. Quindi palla recuperata per Conegliano, 2 minuti e 17, 53 a 36. Sponchiado con la palla, però qualche problema in palleggio. Poi Maddalena Moretto per Maschietto. Si lotta un po' a rimbalzo, l'ultima a toccare è una giocatrice bianconera. E vabbè. Tronchin sulla palla, Tronchin, scusate, sul cubo del cambio per Maschietto, viene cambiata, si lamenta per questo fischio che secondo lei è stato invertito nel possesso, e Serena Marton, anche lei, che comunque continua anche a 2 minuti dalla fine a difendere e a metterci dell'energia. Palla recuperata al pressing coneglianese, poi forse anche un fallo. Sì, probabilmente sì. Moretto con la palla. Torazza, tiro rovesciato, sbaglia da sotto. Sarebbe Poi stato un bel recupera la canestro. palla, serve Moretto che sbaglia da sotto a sua volta, purtroppo. Dall'altra parte Massa grande dai 3 punti. Ci castiga per il più 20 di Sarcedo a 1,23 dalla fine. Marton con la palla. Tronchin completamente libera, sbaglia. Attacco testa per Miccoli. Simeon segnato. Poi abbiamo Pirozzi che va a servire, a cercare di servire Simeon. Si chiude la difesa coneglianese. Tanto comincia l'ultimo minuto Marton. di gioco. Saranno 2 tiri liberi per Livia Torazza. E poi un fallo di Simeon che secondo me si poteva anche lasciar giocare. Poteva anche lasciar perdere perché non ci stava. Ma tant'è. Ma ormai non che faccia molta È differenza. lungo il tiro di Torazza. Tanto sul cubo del cambio Tramontin. È lunghissimo il secondo tiro di Torazza. E mi sa che rimarrà lì. È in contropiede Sarcedo, addirittura un passaggio tocco. Moretto a recuperare il pallone. Ancora lungo il tiro di Torazza. Ponchiado a recuperare il pallone per Moretto. Una finta per Moretto, poi sbaglia ancora da sotto. Si lotta a rimbalzo. Un altro fallo. E intanto sarà l'ultima azione perché abbiamo meno di 24 secondi sul cronometro. E un cambio per coach Moretto. Sì, entra Tramontina al posto Marton, di... probabilmente il cambio per gli applausi perché comunque Serena Marton ha combattuto fino alla fine e non le si può fare nessun appunto da questo punto di vista. Vi ricordiamo di votare per la miglior giocatrice di questa partita che sta andando a concludersi, 18 secondi alla fine, 56-36 per Sarcedo, partita di fatto già ampiamente conclusa, e votare la miglior giocatrice che poi appunto verrà premiata con una bottiglia di Buzzo Wine. Tanto Moretto dalla media per l'ultimo tiro, si conclude in questo modo 56-36. Lasciamo ancora qualche minuto di tempo per contare i voti
e poi ci ritroviamo qui per la premiazione e per i saluti. Io direi Greta Miccoli numero 10. Allora, siamo qui con Greta Miccoli che si aggiudica questo MVP, Most Valuable Player o Most Valuable Bazzo, si aggiudica questa Magnum appunto di Prosecco DOCG dell'azienda Bazzo Wine. E intanto complimenti Greta perché hai fatto veramente un'ottima partita e complimenti perché avete come squadra direi oggi giocato davvero una partita impostata molto bene anche dal punto di vista tattico. Per i primi due quarti avete condotto mantenendo un vantaggio tra i 6 e gli 8 punti, ma poi nel terzo quarto siete andate proprio in maniera chirurgica a punire un po' le disattenzioni della difesa coneglianese. Allora, vi ringrazio. Sicuramente è stata una partita difficile. Noi arrivavamo qua come tutti dopo le feste. La partita dopo le feste, si sa, è sempre un po' tirata. E l'obiettivo era quello di passo dopo passo cercare di prendere qualche punticino e ci siamo riusciti. Però comunque il campionato è lungo e le partite che giochiamo sono sempre vicine, è difficile allontanarsi di tanto. Quindi diciamo che stiamo costruendo piano piano il nostro muro. Beh, mi sembra che lo stiate costruendo bene. Speriamo. Diciamo che se era la partita dopo le feste, bisogna capire cosa avete mangiato, cosa avete bevuto durante queste feste, perché forse avrebbe fatto bene anche a A noi. No, tutti. comunque, a parte gli scherzi, mi sembra che siate comunque una formazione in crescita, che forse la classifica nel vostro caso non è completamente veritiera, e che forse potete sicuramente crescere ancora nell'arco del campionato, perlomeno per quello che avete fatto vedere questa sera e per quello che è il livello, insomma, delle squadre che abbiamo visto. Sì, sicuramente abbiamo una squadra che può fare bene. Non abbiamo dei grossi obiettivi, questa è la realtà.
personali sì, però di squadra non puntiamo a vincere il campionato, ma penso che possiamo giocarcela quasi con tutte le squadre e stiamo crescendo rispetto all'inizio dell'anno, c'è un abisso e sicuramente è una squadra giovane con degli innesti senior che deve cercare di calibrare tutto, però sta andando bene. No, no, Sì, sì. questa è assolutamente la sensazione che avete dato guardandovi da fuori, appunto, ma mi sembra che comunque questo mix tra giocatrici più esperte e giovani però molto talentuose possa veramente dare dei buoni frutti. È quello che ai noi comunque vi auguriamo, anche se siete Grazie. nostre concorrenti. E ancora una volta complimenti. Ti premiamo appunto con Grazie questa mille. bottiglia che Grazie. non dovrai bere prima di guidare, peraltro, mi raccomando. Grazie, non guido io, quindi va Ah, benissimo. buono, allora la puoi bere anche da subito, quindi puoi andare a Grazie. festeggiare in spogliatoio con i tuoi Grazie, in bocca al compagni. lupo a voi. Crepi il Grazie lupo, mille. grazie. Aspetta. Bene, dopo questa breve intervista vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito. Vi ricordiamo di seguirci qui su YouTube e anche sui nostri social, Instagram, Facebook e anche sul nostro sito web. E ci rivediamo alla prossima partita che sarà il 27 di gennaio, qui sempre alle 18:45 BFC contro Umana Reie. Buonasera a tutti.